Le fiamme alte nella notte, il mondo intero a guardare le immagini trasmesse in diretta da Venezia in un panorama televisivo che allora, nel 1996, non aveva canali all news ma edizioni straordinarie e con internet quasi agli albori affidava molte informazioni al televideo. L'incendio del teatro La Fenice è il primo pensiero venuto a chi quella vicenda la visse da vicino o di riflesso. Paragonato al rogo di Notre Dame, ha nelle fiamme, nell'impatto collettivo che un luogo di culto o una struttura storica nel cuore di una città fragilissima, la stessa forza di catturare attenzione ed emotività. I lavori in corso nella cattedrale parigina possono rievocare la causa scatenante dell'incendio della Fenice, quelle scintille iniziali alimentate da 2 elettricisti che, per non pagare una penale di circa 10.000 euro per il ritardo dei loro lavori, pensarono bene di far esplodere un rogo che rischiò davvero di portarsi via, oltre al teatro, anche le case vicine. Il coraggio di persone come Roberto Tentellini, capo del nucleo elicotteri che la notte del 29 gennaio 1996 fece ininterrotta spola sopra il tetto della Fenice, svuotando l'acqua che il suo mezzo poteva caricare in laguna e scaricare sulle fiamme. Spola evocata nella tragica serata parigina, ma è stato spiegato non compatibile con la struttura della cattedrale. Un incendio grave e doloroso quello della Fenice, diverso tuttavia da quella lunga serie di roghi che nel Cinquecento videro distrutti e poi ricostruiti altri pilastri della città di Venezia, come il Fondaco dei Tedeschi, le Procuratorie Vecchie, il Mercato di Rialto, Palazzo Ducale. 7 anni ci vollero per ricostruire la Fenice con il mantra dell'allora sindaco Cacciari, com'era e dov'era. 7 anni, anche se meno di 2, 630 giorni in totale, servirono all'impresa che si aggiudicò l'appalto dopo tutte le polemiche e gli scandali sulla ricostruzione del teatro. E che ci voglia meno tempo è l'augurio che si alza spontaneo pensando al cammino che attende ora a Notre Dame. Ricostruire un teatro antico senza le sue decorazioni del Settecento e dove erano prevalenti legno, stucchi e cartapesta è ben diverso che riprogettare una cattedrale di pietra e marmi, dove la documentazione fotografica del com'era non manca di sicuro. Lo prevede Guerrino Lovato, scultore veneziano che alla guida di altri artigiani ricostruì un'ampia area della Fenice. Intervistato dall'ANSA, Lovato ha spiegato come in un solo anno abbiano rifatto da capo 300 metri di ornati e 12 figure per evocare il teatro precedente. A Parigi, ne è convinto, si potrà rifare tutto perché i francesi non hanno timore in questi casi a rifare le cose antiche esattamente in stile.